Buonasera, benvenuti all'edizione della serie di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Sigonella, l'Italia dice no agli Stati Uniti, sovranità e regole al centro della crisi sfiorata, ma da Palazzo Chigi arriva una nota, nessuna frizione con gli USA. Il ministro Crosetto ha vietato l'uso della base di Sigonella per voli americani verso il Medio Oriente non comunicati né approvati. Dopo il caso dei ristori per il ciclone, altro scontro tecnico tra Regione e Ministero. Il dito adesso è puntato sulla sanità e sulla nuova rete ospedaliera siciliana. L'assessore Daniela Faraoni minimizza i rilievi, mentre da Roma emergono criticità su posti letto, organizzazione e pianificazione sanitaria. Pronti a bloccare il petrolchimico a Siracusa, trattori in presidio contro il caro carburante, agricoltori e allevatori senza aiuti, dicono a rischio desertificazione campi di cereali e ortofrutta. Politica in fibrillazione dopo l'inchiesta per truffa sui fondi del turismo che coinvolge il deputato regionale di Fratelli d'Italia Pisano e la conferma del sequestro della Procura di Palermo di 90.000 euro all'ex manager della sanità Iacolino. Intanto la Vardera, leader di Controcorrente, si candida a governatore. Messina ricorda Sara Campanella e Lorena 40, le giovani universitarie vittime di femminicidio. Commozione e silenzio alla deposizione di una corona di fiori di colleghi e docenti. Pasqua in chiaroscuro a Catania. Tra tensioni in Medio Oriente e maltempo calano le prenotazioni e i turisti arrivano con ombrelli al posto degli occhiali da sole. Secondo Franz Cannizzo, i visitatori stranieri non restano sorpresi solo dalla pioggia, ma anche dai disagi urbani. Calcio, il Catania ha concentrato sui play-off al lavoro in vista della partita interna del lunedì di Pasquetta contro il Picerno. Ai rossazzurri serve una vittoria per blindare il secondo posto. Bentrovati, dunque c'è stato lo stop del governo italiano all'uso della base di Sigonella per missioni USA verso il Medio Oriente. Il ministro Guido Crosetto nega l'autorizzazione a voli non comunicati né approvati, riaffermando il ruolo del Parlamento nelle decisioni militari. Roberta Lunghi. Sospiro di sollievo in Sicilia dopo la decisione del governo italiano. La base aerea di Sigonella infatti non sarà utilizzata da missioni statunitensi dirette in Medio Oriente. La notte di venerdì 27 marzo alcuni cacciabombardieri USA avevano infatti previsto un atterraggio a Sigonella prima di proseguire verso il Medio Oriente. Il no però è arrivato dal ministro della difesa Crosetto dopo aver verificato che il piano di volo non era stato autorizzato né comunicato ai vertici militari italiani. Sigonella resta una base militare strategica, condivisa, usata anche dagli Stati Uniti per operazioni logistiche e di sorveglianza, ma l'autorizzazione italiana sarebbe dovuta passare dal Parlamento. Le basi della NATO hanno tutte un regolamento che è stabilito da accordi internazionali e la richiesta americana è stata fatta al di fuori di questa regolamentazione e naturalmente il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore della difesa non hanno più potuto attenersi a queste regole che tutti, compresi gli americani, i nostri alleati, sono tenuti ad osservare. Questa decisione può dunque essere un definitivo intervento per rassicurare chi vive sul territorio. La NATO, l'Alleanza Atlantica, le forze armate italiane portano sicurezza. Immaginare di avere una base che porti insicurezza e instabilità vuol dire allora rinunciare alla propria difesa, rinunciare alla deterrenza, ma allora rinunciamo anche alle forze dell'ordine se abbiamo paura che queste creino problemi. In riferimento alle notizie di stampa sull'utilizzo delle basi militari, Palazzo Chigi ribadisce in una nota che l'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere. La nota spiega anche che ogni richiesta viene esaminata con attenzione caso per caso e che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione. La nuova rete ospedaliera siciliana finisce sotto la lente del Ministero. Troppi nodi irrisolti su posti letto e organizzazione, mentre l'assessore Faraoni parla di semplici verifiche tecniche. Vediamo.
Non è una bocciatura ma un confronto tecnico, così l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni replica ai rilievi del Ministero sulla nuova rete ospedaliera siciliana. Per i tecnici del Ministero della Salute il decreto presenta numerosi disallineamenti e incongruenze. In una nota i funzionari spiegano che la documentazione inviata dalla Regione non consente nemmeno di procedere a una valutazione completa. Nel mirino finiscono soprattutto i posti letto, 84 risultano cancellati pur essendo già programmati, mentre per altri 135 destinati alla psichiatria non viene indicata la collocazione. Criticità anche nella distribuzione di alcuni reparti, con posti letto non associati ad alcuna unità operativa, tra Agrigento, Messina e Cefalù. E non solo, il Ministero chiede chiarimenti sugli accorpamenti, sull'organizzazione della rete, dell'emergenza-urgenza e sulla pianificazione delle reti specialistiche, a partire da quella oncologica fino ai punti nascita. Il piano firmato dall'assessore Faraoni insieme all'ex dirigente Salvatore Iacolino, oggi sotto inchiesta per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, arriva in un momento delicato anche sul piano politico, con tensioni nella maggioranza regionale sulla gestione della sanità. Ma dalla Regione si prova a smorzare i toni. Le osservazioni erano attese, spiega Faraoni, e nascono da un confronto istituzionale inevitabile. Intanto da Palermo assicurano correttivi in arrivo per lo più tecnici, ma il confronto con Roma resta aperto. E c'è un nuovo arresto nell'inchiesta sulle mazzette e la corruzione a un dirigente regionale. Il GIP di Palermo, leggiamo dalle agenzie, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari per l'imprenditore Francesco Mangiapane e la misura interdittiva della sospensione dell'attività per un anno per un altro imprenditore, Giovanni Aveni. Entrambi sono coinvolti nell'inchiesta che ha portato in carcere per corruzione il dirigente regionale Giancarlo Teresi e il boss di Favara, Carmelo Vetro. Su Mangiapane e Aveni il GIP si era riservato di decidere dopo gli interrogatori preventivi. Oggi il riesame, a cui Vetro e Teresi si erano rivolti chiedendo la revoca della misura cautelare, aveva confermato il provvedimento restrittivo. Ancora un'altra notizia, perché il governo gli emendamenti sugli aiuti per il ciclone, da chi è stato colpito dal ciclone, perché il governo ha predisposto un emendamento al decreto legge per garantire aiuti economici a famiglie e imprese colpite dagli eventi recenti, tra cui la frana di Niscemi e il ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. La misura, definita dai ministri Calderone e Musumeci, punta a rendere più rapida ed efficace l'erogazione dei ristori finanziati con fondi pubblici. Inoltre l'intervento mira a evitare differenze tra le norme regionali, assicurando un trattamento uniforme e paritario per tutti i cittadini coinvolti. Stamattina la protesta di agricoltori e allevatori davanti all'ingresso degli impianti sud di ISAB a Priolo. Il caro carburante sta colpendo duramente anche loro e con i trattori si dicono pronti a bloccare gli accessi al polo petrolchimico più grande d'Europa. Francesco Loi. Ora siamo qui solo un sit-in così pacifico per far sentire la nostra voce, ma in futuro possiamo tornare qui con tutti i nostri trattori e bloccare le uscite e l'ingresso della raffineria. Gli agricoltori sono pronti a bloccare il polo petrolchimico più grande d'Europa. I trattori sono davanti agli impianti sud dell'ISAB a Priolo, ma se non cambierà nulla nei prossimi giorni, qui potrebbero arrivarne molti di più. Visto che ora ci sarà lo sciopero degli autotrasportatori, ci uniremo a loro sicuramente, perché le ultime gocce di carburante che avremo le utilizzeremo almeno per fare sentire la nostra voce. Al sit-in c'è soltanto una rappresentanza della categoria tra agricoltori e allevatori. Usciti dalla grande emergenza della siccità, adesso ne devono affrontare un'altra. Noi siamo arrabbiatissimi e volevamo essere arrabbiati insieme a tutta la popolazione, perché questa speculazione così forte non è giustificata. Quindi gli agricoltori siamo fermi, ma volevamo insieme a noi tutte le altre categorie che bruciano carburante. Maria Concetta ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia a Solarino. Guardando al futuro vede molta preoccupazione. Che prospettive avete? Cerchiamo di continuare fin quando possa essere possibile farlo. Speriamo riuscirci.
Intanto dal 20 al 25 aprile, con lo sciopero degli autotrasportatori, nei supermercati potrebbero tornare gli scaffali vuoti, come ai tempi delle proteste dei forconi. Cresce la tensione intorno alla maggioranza che sostiene il governo Schifani. Alla regione assediata dalle inchieste la coalizione non riesce a dare indicazioni per il rimpasto. Sentiamo Manlio Viola. Scandali, indagini una dietro l'altra e tensioni politiche. Problemi crescenti per la maggioranza regionale siciliana che sostiene il governo Schifani. L'ultimo scandalo riguarda Agrigento e il deputato di Fratelli d'Italia Lillo Pisano, già accusato di peculato e truffa aggravata, ora finisce al centro anche di un'accusa di finanziamento illecito. Avrebbe ottenuto 30.000 euro per la campagna elettorale dalle associazioni no profit dei coindagati, che però funzionavano grazie ai contributi pubblici della regione siciliana. Insomma, dietro la cultura di Agrigento c'erano, secondo l'accusa, gli interessi del deputato che era di casa al Teatro Pirandello. Mentre la nuova inchiesta dipana i suoi primi passi e le sue prime notizie, a Palermo il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso del manager Salvatore Iacolino nell'ambito dell'altra inchiesta, quella fra mafia e corruzione in sanità, che ha coinvolto anche un funzionario regionale e il boss di Favara Carmelo Vetro. In questo clima, segnato anche dall'attesa delle decisioni del Tribunale sul rinvio a giudizio di un assessore regionale, ovvero Elvira Amata, crescono le tensioni politiche in attesa di un rimpasto nella giunta Schifani che non arriva e potrebbe tardare ancora. Non ha intenzione di impelagarsi nei guai siciliani la premier Giorgia Meloni, che a cena con gli altri leader della coalizione avrebbe bypassato il tema. In assenza di indicazioni romane, i siciliani dovranno fare da soli, ma la tensione è alta sia all'interno di Forza Italia che all'interno di Fratelli d'Italia nell'isola. Sembra messa da parte dunque l'idea che a pagare il prezzo della sconfitta referendaria possano essere gli indagati Galvagno e Amata dentro il partito meloniano, ma un eventuale rientro anche di un solo nome in quota DC in giunta regionale potrebbe togliere il tappo alle tensioni sommerse nei rapporti interni alla coalizione invece fra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Forse non fare niente in questo momento è l'unica mossa possibile. Chi fa invece fa le sue mosse è Ismaele Lavardera, che questa mattina ha presentato il simbolo e la squadra di super tecnici del suo governo, perché si candida alla presidenza della regione, e sul messaggio della Meloni l'ex Iena dice non è più lucida. Sentiamo Gulla. Voglio essere il presidente di tutti. Ismaele Lavardera, durante una conferenza stampa all'Ars, ha presentato il simbolo ufficiale con il quale correrà per la campagna elettorale a presidente della regione siciliana. Il simbolo non contiene il suo cognome, ma il nome, proprio a voler indicare la sua vicinanza alla gente. E dobbiamo prepararci, organizzarci, creare una squadra operativa. Io oggi ho dimostrato che accademici, personalità del mondo della società civile hanno deciso di abbracciare questo progetto a dispetto di quelli che dicevano che noi siamo soltanto un movimento populista, che non parliamo dei problemi dei siciliani. L'ex Iena ha presentato poi i primi nomi che stipuleranno il programma di governo, un comitato tecnico scientifico composto da docenti universitari, medici, dirigenti regionali e tra loro anche il nipote del primo presidente della regione, Giuseppe Alessi. Ma nessuna squadra di governo, per quello ci sarà tempo di confrontarsi con una coalizione. Oggi non abbiamo lanciato gli assessori, abbiamo lanciato un comitato tecnico scientifico. Gli assessori li condivideremo con una coalizione. È evidente che bisogna fare una sintesi, è evidente che dobbiamo smettere di fare come Schifani, cioè la divisione col manuale Cencelli dei ruoli degli assessorati. Bisogna fare una divisione sulla scorta del metodo e delle capacità. Lavardera infine è tornato a parlare sullo scambio di messaggi con la premier Giorgia Meloni. Con quel messaggio, ha detto il deputato regionale, ha dimostrato di non essere più lucida. Mentre il mondo è in crisi, c'è una guerra in corso e Sigonella, nel mirino, lei pensa a criticare il mio operato politico. Con 37 voti favorevoli, 2 contrari e 19 astenuti, l'Ars ha approvato le variazioni di bilancio che liberano 1,8 miliardi di euro. La seduta è stata presieduta dal presidente dell'Assemblea Galvagno, in aula presente anche il governatore Schifani, che sentiamo in questo stralcio. L'Assemblea regionale ha approvato la legge di variazione di bilancio, il consolidato del 2024. Risultato? Recuperiamo 1 miliardo e 800 milioni di euro e rafforziamo ancora di più la solidità finanziaria. Non sono parole queste, amici, sono fatti. Con queste scelte miglioriamo l'avanzo e rendiamo la regione più affidabile, più credibile, più forte. E soprattutto, dopo tanti anni, sblocchiamo nuove assunzioni, nuova energia nella pubblica amministrazione e stop a quel precariato storico per centinaia di lavoratori.
È così che si costruisce il futuro. Conti a posto, investimenti, lavoro. Noi andiamo avanti con serietà nel percorso di risanamento finanziario per una regione più solida, più efficiente e devo dire con buona pace di chi ingiustamente sparge veleni sul mio governo. A Gela la movida finisce nel sangue. Arrestato un giovane di 22 anni accusato di aver accoltellato ieri sera un coetaneo al bar al culmine di una lite. Gerri Italia. Doveva essere una serata come tante, si è trasformata in violenza. A Gela, nel quartiere Caposoprano, davanti a un bar di Viale Indipendenza frequentato da giovani, una lite è degenerata in un accoltellamento. È successo poco dopo le 20. Una discussione tra due giovani per motivi banali si accende rapidamente. Poi il gesto estremo, un coltello, almeno 2 fendenti. A terra resta un 20enne, Andrea Tosto, colpito all'addome e al fianco. Panico tra i presenti mentre l'aggressore fugge tra i vicoli. Il giovane viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Le sue condizioni appaiono subito serie. Una lama avrebbe perforato un polmone. In serata il trasferimento in di soccorso a Catania e l'intervento chirurgico al Cannizzaro. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Scattano immediatamente le indagini della polizia. Rilievi, testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nel giro di poche ore il presunto responsabile viene identificato e arrestato. È un 22enne, adesso accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Un episodio che riporta al centro l'allarme lanciato qualche settimana fa dal procuratore capo Salvatore Vella. Sempre più giovani girano armati e anche le liti più futili si trasformano in aggressioni. Una deriva che ancora una volta trasforma la movida in un teatro di violenza. L'Università di Messina ricorda Sara Campanella e Lorena 40, 2 giovani studentesse universitarie vittime di femminicidio. Sentiamo Triolo. È il giorno in cui si rinnova il dolore. La comunità universitaria studentesca di Messina ha ricordato oggi i femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40, 2 studentesse della facoltà di medicina uccise da chi diceva di amarle, ed è un filo tragico quello che le lega. Il 31 marzo 2020, in pieno Covid, la morte di Lorena a Furci, il 31 marzo dello scorso anno quello di Sara. Nel cortile del rettorato questa mattina sono state ricordate con una corona di fiori deposta sul monumento intitolato proprio alle 2 studentesse. È già passato un anno, però il ricordo si mantiene vivo perché la nostra comunità è stata profondamente colpita da questo avvenimento. Spesso si pensa che siano cose distanti, però purtroppo quando accade a casa nostra il dolore è ancora più grande. Commozione e silenzio in una giornata piovosa a Messina, il velo di tristezza che avvolge tutti, compresa la rettrice Giovanna Spadari, particolarmente colpita dalle 2 tragiche morti. Noi con i nostri studenti insieme, loro più di me non dimenticano questi efferati crimini che hanno privato 2 ragazzi come loro della possibilità di avere un futuro. Quindi questo è solo un momento di dolore vissuto nel silenzio e vuole essere, come c'è scritto in fondo nella targa, un momento di memoria ma anche un atto di responsabilità per tenere sempre altissima l'attenzione. L'Ateneo messinese ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione sulla violenza che adesso cercherà di esportare anche nelle altre università. A Catania adesso, sgomberata l'ex palestra di Piazza Lupo, da anni occupata. Al suo posto sarà realizzato un giardino tecnologico con percorsi pedonali per la riqualificazione di tutta l'area che comprende anche Piazza Maiorano. Orazio Longo. Le RUSP sono entrate in azione con un ragno meccanico e un martello demolitore. Al posto della ex palestra sorgerà una piazza con area destinata a verde, la realizzazione di un giardino pubblico tecnologico e percorsi pedonali con la riorganizzazione delle aree di sosta, mantenendo il numero degli stalli attuali. Con un'operazione interforze coordinata dalla Questura di Catania è stato sgomberato lo stabile di proprietà comunale di Piazza Pietro Lupo in esecuzione di un'ordinanza del sindaco Trantino pubblicata sul sito del comune. Perimetrata l'area cantiere che comprende anche Piazza Maiorana, con i lavori che dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest'anno secondo le previsioni del progetto di riqualificazione nell'ambito PNRR, Piani Urbani Integrati e PNC, avviato lo scorso 23 marzo. Questo intervento è un tassello fondamentale della nostra strategia
strategia di rigenerazione del centro storico che sta riguardando varie zone, ha dichiarato il sindaco trentino. Piazza Lupo tornerà a essere uno spazio vissuto, sicuro e decoroso, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio cittadino. La ex palestra era occupata da anni. Nei giorni scorsi alcuni attivisti avevano messo in atto una protesta pacifica contro la decisione di demolire lo spazio aggregativo. Lo sgombero è avvenuto senza criticità, sotto lo sguardo di alcuni giovani che non si sono opposti alla presenza delle forze dell'ordine mentre si radunavano alcuni manifestanti. Secondo l'ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza è fatto tassativo divieto a chiunque di introdursi all'interno dell'immobile e di sostare nelle sue pertinenze. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro a imprenditori dei settori di produzione di calcestruzzo e raccolta di rifiuti in diversi comuni delle province di Palermo e di Trapani. Nelle inchieste per bancarotta fraudolenta coinvolti ci sono anche 4 indagati. Andiamo a Catania perché teneva armi da guerra in casa. I carabinieri di Gravina, di Catania e di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, un 38enne, per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Sequestrati 2 Kalashnikov, una pistola, caricatori e numerosi proiettili, insomma un vero e proprio arsenale. Sempre a Catania invece i falchi della questura hanno arrestato un uomo che nascondeva in una casa una pistola e 10 kg di droga. La misura scattata per detenzione di armi e spaccio di stupefacenti. Adesso la Pasqua che si avvicina e anche il meteo, perché si preannuncia una Pasqua in chiaroscuro, quella che sta per arrivare, con un calo di prenotazioni legate alla guerra in Medio Oriente, ma anche al tempo incerto. Primi turisti in città con ombrelli e impermeabili. Gli inglesi eravamo venuti qui per il sole. Tonino De Mano. A Catania la stagione turistica si apre purtroppo in un clima di incertezza. Incertezza geopolitica per le tensioni in Medio Oriente ed incertezza climatica che si protrarrà fino a Pasqua, con la primavera che in Sicilia tarda ad arrivare, anzi si fa quasi desiderare. Franz Cannizzo, presidente di Abetnea, prevede una Pasqua in chiaroscuro. Ci sono le prenotazioni, ma il maltempo e le tensioni internazionali rischiano di rallentare l'avvio di questa stagione 2026. Turisti in giro per Catania con ombrelli impermeabili per la pioggia e giubbotti invernali, e stupore per chi era sbarcato dalle nostre parti in cerca di sole e temperature gradevoli. Leeds in England, London, Birmingham. Sicily is beautiful, but the weather is not very good now. Londra, Leeds, Birmingham. Catania sembra una succursale inglese, con umidità, cielo grigio e a tratti pioggia. Sorpresa anche questa coppia proveniente da Torino. Siamo venuti con un abbigliamento molto pre-estivo e abbiamo dovuto invece comprarci della roba un po' più pesante. Io mi sono portata le cose stratificate, quindi anche il maglioncino pesante da Torino. Ma il sole dove c'è? Si aspettava la primavera, il caldo siciliano, ma si fa attendere anche questo? Sì, quest'anno è così, ma va bene lo stesso. Poi avete sempre bisogno di acqua, quindi mi pare che questa volta siete stati accontentati. Pullman turistico coperto che poi riparte e si fa largo tra le immancabili buche. Mentre i turisti fotografano la fontana di Proserpina, purtroppo in pessime condizioni, l'autista tiene saldo il volante, pronto ad evitare gli ostacoli, le voragini di via 6 Aprile. Mattinata all'insegna della partecipazione, quella organizzata dal primo municipio di Catania per un evento legato alle festività pasquali. A causa della pioggia la manifestazione si è svolta al chiuso nel teatro della città dei ragazzi, nel cuore di San Cristoforo. Per gli studenti laboratori artistici, un cantastorie e dolci pasquali. Supereroi e mondi incantati entrano in corsia e regalano un sorriso in più ai piccoli all'ospedale di Acireale. La pediatria così cambia volto grazie al progetto Corsie e Colori. Vediamo Ferlito. Supereroi, fate e mondi incantati entrano in corsia e trasformano la paura in sorriso. Alla pediatria dell'ospedale di Acireale la paura passa anche dai colori. Un reparto completamente rinnovato dove le pareti si animano di personaggi e scenari fantasiosi, pensati per accogliere i piccoli pazienti in un ambiente più sereno e familiare. È il risultato del progetto Corsie a Colori, reso possibile grazie al lavoro di associazioni e volontari che hanno unito le forze per rendere l'ospedale un luogo meno distante dal mondo dei bambini.
Per i vertici dell'ASP di Catania il progetto ha un beneficio indispensabile per i più piccoli. È un progetto che in collaborazione con l'ASP di Catania serve ad umanizzare l'unità operativa di pediatria e a rendere le cure per i piccoli pazienti più semplici e alleviare la sofferenza. Un valore condiviso anche dal personale del reparto che ogni giorno accompagna bambini e famiglie in momenti delicati e che da oggi può contare su un ambiente ancora più accogliente. E basta varcare la soglia per accorgersene, il colore prende il posto del bianco ospedaliero e trasforma la degenza in un viaggio tra fantasia e leggerezza. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per il Catania che deve preparare la partita contro il Picerno, in programma al Massimino il lunedì di Pasquetta. I rossazzurri hanno un occhio anche a Salernitana Benevento che si giocherà allo stesso tempo e non si sa mai possa rientrare clamorosamente in gioco per la promozione diretta. Francesco Triolo. Rientrare in gioco per la promozione diretta è complicato, il Benevento è lontano 8 punti, ma un clamoroso suicidio sportivo dei campani potrebbe riaprire i giochi. È vero, lunedì di Pasquetta c'è Salernitana Benevento che potrebbe dare qualche speranza, ma il Catania di Piani in questo momento pensa, è costretto a farlo, a prepararsi al meglio per i play-off e il nuovo allenatore sta pian piano, giorno dopo giorno, cercando di conoscere la squadra, le caratteristiche, gli equilibri. Viali in 2 partite ha imboccato una strada con una base che appare chiara, 4-2-3-1 con possibilità di muoversi in maniera elastica soprattutto in mezzo, dove Di Tacchio, Quaini e Di Noia rappresentano giocatori duttili e intercambiabili che possono far cambiare ritmo e passo alla squadra anche a partite in corso. Contro il Latina anche l'ingresso di Corbari ha dato qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, mentre davanti Dausile e Bruzzaniti si sono, aiutati a vicenda. Ecco, la capacità di modificare il proprio modo di giocare tra primo e secondo tempo, con i cambi dalla panchina e i moduli in campo, è stata forse la novità maggiore che è stata evidenziata a Latina dai rossazzurri. Adesso occorrerà ripetersi lunedì contro il Picerno. Una vittoria servirebbe a mettere pressione sul Benevento, che non guasta mai, ma soprattutto in questo momento a consolidare il secondo posto in classifica che in chiave playoff ha il suo peso, soprattutto se potrai contare poi appieno sull'effetto Massimino. Altri 5 punti di penalizzazione e nuova ammenda, stavolta di 2.000 euro, per il Trapani che, evitata l'esclusione dal campionato, scivola però all'ultimo posto in classifica, alla pari con il Siracusa. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo dalla Covisoc, commissione indipendente incaricata di verificare l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Complessivamente sono 25 i punti di penalizzazione accumulati dal club del presidente Antonini in questa stagione. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco le ultime notizie. Ritorniamo in studio, prima di chiudere ancora una notizia che arriva da Stromboli perché è in corso un'attività effusiva da tracimazione lavica nell'area del cratere nord dello Stromboli che sta producendo un modesto flusso lavico il cui fronte si attesta all'altezza della sciara del fuoco, ma anche il rotolamento di blocchi lungo il pendio. Il fenomeno è osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Questa dunque era l'ultima notizia per questa edizione. Tutto da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione. Un ringraziamento, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.